Il cantiere della nuova pediatria di Padova procede secondo i tempi previsti. Lo scavo ormai è quasi completo e in queste settimane sono al vaglio della soprintendenza i reperti archeologici emersi durante la prima fase dei lavori. Era risaputo infatti che il terreno fosse interessante dal punto di vista archeologico per la presenza di alcuni insediamenti di epoca romana a cui si sono poi stratificati secoli e secoli di nuove costruzioni. L'indagine archeologica e la bonifica bellica ha già interessato il 60% della superficie su cui sorgerà la nuova pediatria. Lo scavo archeologico in totale durerà 140 giorni, poi ne serviranno quasi 800 per la costruzione dell'edificio, che secondo il progetto sarà di 8 piani. A preoccupare però è il periodo storico, con l'aumento dei prezzi e il difficile reperimento dei materiali, questione che potrebbe interessare anche il futuro del nuovo ospedale. E se il trend di aumenti dei costi delle materie prime continua, avremo chiaramente dei costi maggiori anche per il nuovo ospedale. Naturalmente lo stiamo riscontrando invece nel cantiere in atto, in pediatria, dove naturalmente la normativa ci porta a riconsiderare appunto i prezzi delle materie prime e di aggiornarli.